Il Colle di Santo Antine, luogo identitario di Genoni, conserva le testimonianze archeologiche del passato del territorio. Punto privilegiato per l'osservazione di tutta la zona con i suoi 591 metri sul livello del mare, il pianoro basaltico di Santo Antine è stato frequentato dall'uomo fin dal Neolitico finale, come dimostrano le numerose schegge di lavorazione in ossidiana proveniente dal Monte Arci. Le testimonianze più evidenti che hanno restituito gli scavi archeologici sono legate alla presenza di 2 nuraghi monotorre, al villaggio fatto di capanne a pianta circolare e al pozzo per l'approvvigionamento dell'acqua da parte delle genti che lo abitavano nel periodo nuragico e non solo. All'età romana appartengono testimonianze provenienti dal lato sud. Sul costone del colle esistono delle sepolture che hanno restituito monete di Costantino II e materiali di età alto medievale, mentre all'interno del pozzo ceramiche ed elementi costruttivi. All'epoca bizantina si devono invece i resti della chiesetta che si trova sul versante est, dedicata ai santi Costantino ed Elena, e utilizzata fino alla metà del 1800, quando fu definitivamente abbandonata.